Eccoci qua, è con grande piacere che oggi l'Istituto Comprensivo Fava di Mascalucia ha aperto le porte al territorio e alle famiglie per fare conoscere la nostra realtà. Un istituto che si occupa di istruzione e formazione, ma che è ricco di attività formative curriculari ed extracurriculari che ci hanno permesso e ci permettono di tenere la scuola aperta tutti i giorni, anche al pomeriggio. Le numerose attività che interessano la scuola sono ampie e si occupano di progetti di lingua inglese come l'acquisizione delle competenze di lingua inglese, di italiano e matematica. Abbiamo ampliato il nostro progetto di lingua inglese grazie al progetto Erasmus che ci vedrà presenti anche nelle altre realtà europee. Quest'anno inizieremo con la Spagna. Il PNRR ci ha dato l'opportunità di incentivare i percorsi di istruzione e formazione anche con le STEM, con i numerosi laboratori linguistici e di arte e di teatro. Un punto di forza del nostro istituto è anche il progetto di ambasciatori di legalità che vede presenti i nostri baby sindaci e il Consiglio Comunale dei Ragazzi nella realtà più ampia che è quella nazionale, che l'anno scorso ci ha visti presenti nelle Marche e quest'anno ci vedrà presenti al raduno nazionale dei baby consigli in Campania. Siamo orgogliosi di essere una scuola dinamica, attenta alle trasformazioni della società e alle esigenze dei nostri studenti. Investiamo costantemente nella digitalizzazione, nelle lingue straniere, nelle discipline scientifiche e artistiche, senza dimenticare l'importanza delle relazioni umane e dell'educazione emotiva. Il nostro obiettivo è preparare i giovani non solo ad essere studenti brillanti, ma anche cittadini attivi e consapevoli. Crediamo che la scuola sia una grande famiglia e il rapporto con i genitori è fondamentale per il successo dei nostri studenti. La comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità educativa dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Fava. Un saluto caloroso a tutte le famiglie, agli studenti, ai docenti e al personale ATA e con questo voglio augurarvi anche un sereno Natale.